e poi C9 per costruzioni. Perché il problema è che c'è la musica e mi bloccano la diretta perché proteggono la copyright. Oggi prevedremo le 18 squadre di tutte le aree che sono arrivate fin qui e festeggiano questo momento assieme. Sono presenti alle operazioni il presidente del comitato regionale Veneto Michele Volpi, il presidente del comitato previsto Laura Canestiato, il vicepresidente del comitato regionale Veneto Domenico Piano, il presidente della società che ha collaborato e il presidente della società collaboratrice Cosmos Holding, Luigi Cermoni. Prima di iniziare con le premiazioni darei subito la parola al presidente del comitato regionale Veneto, Michele Volpi, per oggi sono. Buonasera ragazzi. Allora cerchiamo di essere velocissimi, ho un paio di ringraziamenti.
uno in particolare alla pallavolo Gardesa che ha salvato questo torneo perché una squadra ce l'aveva tutta, perciò grazie ragazzi e grazie società. E poi logicamente un ringraziamento a tutte le 18 squadre dal centro Italia in su che sono qui oggi presenti e sappiate che voi under 14 siete i nostri ambasciatori nel volley maschile perché dovete continuare comunque a trasmettere le cose belle della pallavolo, soprattutto nel settore maschile. Ed infine un in bocca al lupo, e questo è per le vostre famiglie, il vostro seguito, ma soprattutto per voi che so che andate ad affrontare il vostro primo esame di terza media che dovete dimostrare che sport e volley stanno bene assieme. Io ho finito. Viva Under 14! Grazie al Presidente del Consiglio. Passerei a un altro Presidente, questa volta il Presidente Laura Cristiani del Comitato del Giovane. Saluto. Buonasera a tutti. Cari ragazzi, vedere questa palestra piena di atleti di volley maschile è veramente un orgoglio. È un orgoglio per me che quelli del Presidente sono anche milanesi, quindi benvenuti nella nostra città. Grazie di essere arrivati anche da lontano, perché so che ci sono squadre che hanno fatto molta strada. Quindi grazie va ai genitori che mi accompagnano, ai vostri coach che mi seguono in palestra e davvero un in bocca al lupo anche da parte mia per i vostri esami. Grazie davvero delle famiglie. Grazie alla Presidente della Castigliano. Adesso ringraziamo le società che si sono attivate nell'organizzazione di questo torneo del provincia. C'è il Cosmo Volley, l'Olimpo Volley, il Volley Sierra, il Volley Comunera e il Volley Migliano. E nel proprio del Volley Migliano che vogliamo richiedere un veloce saluto dal Presidente onorario Romeo Girardi. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie ai genitori che hanno portato qui tutti questi ragazzi. È una cosa meravigliosa. Ricordatevi, lo sport è un diritto e noi questo diritto cerchiamo di portarlo avanti e portare un maggior numero di ragazzi in palestra. Perché qui si formano in giro per le strade, non a piedi assolutamente. Quindi continuate in questo impegno, portare i vostri figli allo sport e in particolare allo sport della pallavolo. Bravissimi ragazzi, siete stati veramente bravi. Grazie al Presidente Romeo Girardi. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale di Treviso per l'anno che aveva convinto di Treviso si nega a proponere appena permesso la distribuzione di piatti di gioco. Ringraziamo i sostenitori principali di questa edizione del trofeo 014 Città di Treviso. Centro Mannovalca, appunto, in musica come idea gelato Z3, Verbi, gelato Auxile, Zanella Movimenti, nell'immobiliare immobiliare, figura della Marina, studio del posto del project, Maggins, Tassoni, e grazie anche al partner tecnologico dell'evento, Michael Beck. Iniziamo finalmente con le premiazioni delle squadre che riceveranno una data ricordo e una bottiglia di prosecco esclusivamente dedicata allo staff tecnico. 18ª classificata con un applauso accogliamo al Pallavolo Gardesa e il Romeo Girardi.
che si mettono a girare consegna anche la 16ª classificata. Un applauso per l'amico Odei. La squadra classificata alla 15ª posizione. Accogliamo ancora un applauso al Cosmos Odei. Sempre 25 anni anche la squadra classificata al 14º posto. Un applauso per la Cima dell'IF Costruzioni. del Presidente Luigi Toni, 13º posto per il progetto 50 Milano anno del 14.
Giovanni Capelletto premia anche la squadra classificata all'11° posto. Facciamo un applauso per Nicolas Borghesi. Vi dico alla regia che Nicolas Borghesi ha singolo che oggi compie 12 anni, quindi un applauso doppio per Simone. Decimo posto, appena in questo modo, Diego Martina, in natura dell'Under 15 di Monte Treviso. Facciamo un applauso per il Monte Barella Rovino. La squadra classificata al nono posto. Un applauso per Paolo Scateria. La squadra classificata nella posizione numero 8. Un applauso per Daniele Olli. Nel frattempo che viene premiato alla Rolling Schio dove va vicino per chiedere un applauso per chi lo conosceva a Remigio Curotto, allenatore che è mancato
di gente e un pubblico affezionati. Complimenti quindi agli Leoni che sempre l'organizzato per la nostra successiva andiamo nel mondo dei Leoni. Grazie ragazzi. Prima di parlare del primo tradizionale da assegnare i premi di Nicola Nicolerei, un veloce saluto a Simone Cappelletto, organizzatore del torneo che accogliamo con un applauso. Ciao a tutti, non vi rubo tempo, voglio solo ringraziare a nome della nostra società prima di tutto tutti i volontari che hanno fatto in modo che la manifestazione fosse possibile. Gli facciamo un applauso per favore, grazie a voi. E poi, grazie a tutti quanti, spero veramente che vi siate divertiti, ma solo un po' di parte, grazie di cuore a tutti gli allenatori che ci danno fiducia con le loro squadre qua, stagione dopo stagione. Grazie e buon retro.
Complimenti